Allora bambini, la festa di compleanno di Michael è finita. Grazie per essere venuti. Michael vi ringrazia tanto. Dove siamo da adesso? Aspetta. Michael! Insomma, bambini, vi siete divertiti? E allora adesso voi giocate ancora un po' finché noi sistemiamo. Adesso Veccia tolga il sacco che ho grande che buttiamo tutti insieme ed è finita, dai. No, bisogna fare la differenziata! Non te lo devo dire. Veccia, aspetta, no? Che facciamo la differenziata, la facciamo sempre. Ma Kitty? Dunque, tutte queste lattine qua, noi le buttiamo qui dentro. No! Vanno in vetro, plastica e lattine! Cosa ti avevo detto, mi Sergio? Va dentro vetro, plastica e lattine. Oh, certo che io bevuto sti fiori oggi, Sì, fiori, birra. Sì, lattine tue qui, Ah, sì, Sergio. mie. Vabbè, comunque va in vetro, plastica e lattine. Dunque, invece, questi piattini e le posate e i bicchieri vanno in plastica. No! Vanno nel differenziato! Ma se sei plastica? No! Non è plastica! Oh, non che ne imbrocchiamo una. Mica pensavo che fosse plastica. E invece, certo chi che ne sa le robe sti fiori, Colta sapientoni, è a carta di regalo adesso. Posso buttarla sulla carta o vi inventate qualcos'altro? Sì! Va in carta e cartone! E ora in carta e cartone va anche qua a carta dei prosciutti e dei formaggi. No! Quella è carta doblata! Quindi va nell'indifferenziato! Vabbè, ascolta Veccia, ti finisci qua, che mi vado a buttare l'olio di frittura sopra la scaffa. Ma sei matto! Ah no, scusami, mi sto sbagliando, volevo dire sopra il gabinetto. È ancora peggio! L'olio di cucina va nell'apposito raccoglitore! Ascolta bambini, ma non dovevate andare a giocare finché noi sistemiamo. Dai, andate, dai. Diciamo che bisognerebbe eliminare le cattive abitudini. Mica robe eccezionali, No, cose che in realtà dovrebbero essere normali. Come ad esempio non gettare oggetti estranei dentro al WC, ma solo la carta igienica. Perché cosa buttaggi? No, magari c'è gente che tenta di buttare via il divano sopra il WC. Fare la raccolta differenziata, ma bene però, no, ho fatto tutto a caso. Ridurre l'utilizzo di prodotti usa e getta, come posate, stoviglie, rasoi. E ridurre i nostri rifiuti, ad esempio evitando di sprecare e buttare via cibo. Ecco. Ce ne sarebbero tante altre, ma diciamo che già queste sarebbe già qualcosa. Ascolta Veccia, basta feste coi puttei, Sì, ciao Sergio, sarà anche giusto fare raccolta differenziata, ma c'ho sti qua, isi ossessivi, mi ha fatto venire sull'ansia, bisogna che mi tolga i giossi adesso. Però hai ragione, è difficile cavarsi cattive abitudini. Appunto. Devo dai, muovite. Chiudete il rubinetto che si spreca l'acqua! Ascolta, ma non andai a casa. Dai. E spegnete la luce! Che belli che sono i bambini.